Buongiorno, eccoci qui con una zuppa di fagioli e cubetti di pane casareccio. Abbiamo usato i fagioli borlotti, già lessati, e ci metteremo dentro una dadolata di carote e sedano, una dadolata di patate tagliate a cubetti. Daremo la profumazione con gli aromatici con un mazzetto guarnito di prezzemolo e rosmarino e dell'aglio tritato. Presenteremo la ricetta in due versioni, la prima come zuppa adatta solo a chi non ha problemi di disfagia, la seconda come passato anche perché ha questo tipo di difficoltà. Andiamo a preparare prima il fondo di cipolla. Andremo a tagliare le carote. Tagliare il sedano già sbucciato. E infine la patata. Fatto questo, andiamo a cuocere. Filo di olio extravergine di oliva. Andremo ad aggiungerci la cipolla e anche uno spicchietto d'aglio tritato. A questo punto andremo a cuocere, però prima metteremo a bollire il brodo vegetale ricavato con degli ortaggi, con acqua, senza l'aggiunta di sale. A questo punto che la cipolla è già imbiondita, aggiungeremo la nostra dadolata di ortaggi. Aggiungeremo il mazzetto guarnito nelle verdure che stanno cuocendo e bagneremo con il brodo bollente. Aggiungeremo un po' di sale e andremo a coprire. Aggiungiamo i fagioli lessati in precedenza. Lasciamo cuocere ancora qualche minuto. Andremo a preparare i crostoni per la nostra zuppa. Quando parliamo di zuppa vuol dire inzuppare, quindi l'inzuppatura può essere fatta con pane o altri ingredienti. Quindi un pane casareccio, tagliamo a cubetti, cubettoni, eccoci qua, così, e andremo poi a tostare in forno. Ci daremo qualche goccetta di olio, appena un po'. Andiamo a mescolare. Bene. Andiamo a passare una parte per poi addensare la nostra minestra.
togliamo il nostro mazzetto guarnito e andremo ad aggiungere il nostro passato alla crema, alla minestra che abbiamo preparato. Facciamo bollire ancora per qualche minuto e avremo la nostra zuppa bella e pronta. La nostra zuppa con i fagioli borlotti, patate, carote, profumo di prezzemolo e rosmarino. Adesso ci metteremo i crostini un filino d'olio e perché no una macinata di pepe. Se vogliamo fare un piatto alla friulana ci aggiungeremo un po' di formaggio grattugiato, possibilmente del montaggio stravecchio. Per la versione della ricetta della zuppa, adatta a chi ha problemi di disfagia, passeremo la minestra al passatutto con disco a maglia fine. Certamente non ci metteremo il pepe. Goccettino d'olio.